del mondo del cavallo e della giara in particolare. Prego. Grazie. Io credo che non capiti tutti i giorni che la politica sarda si dedichi al cavallo e si dedichi al cavallo autoctono. E quindi io, in sintonia, come ha fatto l'assessore, il dottor Montoni, un po' anche sollecitato dal sindaco in questa questione, dico che in un momento come quello che vive la Sardegna, dove dobbiamo inventarci nuova capacità per creare ricchezza, lavoro, perché corriamo il rischio di scomparire sotto un certo punto di vista socio-economico. La Sardegna ha 1.600.000 abitanti, su questo 1.600.000 abitanti 550.000 lavorano, tra questi che lavorano ci sono 138.000 che lavorano per produrre ricchezza e gli altri sono 350.000 che lavorano nei servizi o nella pubblica amministrazione, il che significa che su ognuno che lavora altri 3 sardi ci devono campare. Alla lunga una situazione di questa natura, corredata anche da un dato terribile che è quello della previdenza sociale, dove noi costiamo all'INPS nazionale 4 miliardi e mezza e chi lavora invece in attività professionale riversa verso l'INPS 2 miliardi e 450 mila euro. Quindi se continuiamo di questo passo, noi alle generazioni future non diamo nessuna risposta. Quindi bisogna ripartire dalle cose che sappiamo fare e dalle cose che sappiamo fare bene e magari anche dalle micro cose come può essere quella del cavallo. La Sardegna è conosciuta nel mondo più di quanto noi l'apprezziamo come terra di fantini e terra di cavalli, il che significa che siamo l'eccellenza per quanto riguarda questo aspetto. Gianfranco Dettori è l'emblema per esempio di questa eccellenza. Mi piacerebbe che fosse testimonial perpetuo di questa iniziativa vostra fino a attesa che il cavallo qui prenda piede per discutere anche dal punto di vista del ritorno economico. Quindi poi dovrebbe essere poi l'emblema della regione. Tra l'altro tenendo conto che è uno dei sportivi sardi più conosciuti al mondo, 13.000 corse, 3.900 vittorie, il che significa che sono i 4 ha vinto sempre, no? Per non dire poi piazzati e così via. Credo che è uno dei personaggi più importanti, più conosciuti e che ha dato nobiltà allo sport sardo. Ciò nonostante, noi ci troviamo in una terra di fantini, una terra di cavalli, dove la scuola Fantini avvisa con gli iscritti sardi, ma non è qui da noi. Allora credo che per rivalorizzare le zone interne, un po' come l'assessore diceva, bisogna ripartire dal patrimonio che abbiamo. Il cavallo è uno dei nostri patrimoni, l'abilità di andare a cavallo è un nostro patrimonio, quindi io credo che lì bisogna investire. Geloni per me è una delle parti più importanti insieme agli altri 3 comuni della Giara, perché la Giara non è solo il cavallino è un emblema fondamentale e che dà, a mio avviso, grande rilevanza esterna all'altipiano. La Giara è ricco di storia, no? Se uno si mette a fare 4 considerazioni sa che dalla Marmora in quella Giara è uno dei luoghi da approfondire che secondo come viene utilizzato è un luogo che può creare ricchezza aggiuntiva rispetto a quella che abbiamo. Quindi va, a mio avviso, rivista totalmente da parte degli enti locali, ma dalla regione sarda, e vedere se quel patrimonio può essere curato un po' di più. È curato soprattutto con persone che ci sanno andare sulla Giara, perché non bisogna andare con l'occhio del milanese, ma bisogna andare con persone che sono nate, cresciute, vissute, perché sanno in ogni angolo di quella Giara tutte le particolarità che ci sono. E se uno nella Giara ha pazienza per far questo, troverà delle curiosità che sono sconosciute alla stragrande maggioranza delle persone anche del posto. Quindi, ripensando un po' tutta questa situazione, sulla scia del discorso che l'assessore oggi ci ha fatto, noi dobbiamo dire che questo comparto deve partecipare attivamente a creare ricchezza e lavoro. Tanto è vero che col sindaco abbiamo iniziato una discussione, perché già con l'ippodromo di Giro, il Genersani, il direttore di quell'ippodromo, per dire come sta avvenendo gli altri ippodromi italiani di fronte alla crisi dell'ippica, se la sesta corsa, per esempio, può essere fatta con i cavallini della Giara. E io dico, se non posso discutere dei cavallini che sono di proprietà pubblica nell'ambito dei, come si chiamano, di quelli riservati, non possono, a Genova sono i cavalli privati. E quando sono venuto a vedere il rodeo l'ultima volta, abbiamo visto la tipologia morfologica di quei cavalli che sono stati presentati al rodeo, che sono cavalli che, secondo me, ben preparati, possono fare la loro bella figura in una posta corsa riservata a loro. Siccome in ogni angolo dell'Italia adesso si sta riproponendo il cavallo autoctono, perché all'ippodromo la gente sta andando sempre di meno, non c'è stata una cura per quanto riguarda questo aspetto, però all'ippodromo la gente si sta avvicinando anche con le famiglie, riproponendo i cavalli locali. Genoni, che ha questa possibilità in ambito privato, a mio avviso, potrebbe cominciare a pensarci.
Un cavallo, guardate bene, quando varca la soglia dell'ippodromo per la prima volta, ha sulle sue spalle già 15.000 euro di spesa. Allora, 15.000 euro di spesa per cavallo che varca l'ippodromo significa lavoro diffuso in Sardegna, su tutte le categorie di persone che si occupano del cavallo, da chi li trasporta, da chi li ferra, da chi li cura, da chi li toppa, cioè tutte le persone che hanno a che fare col cavallo. Quello è il lavoro, guardate bene. Quindi io apprezzo moltissimo il fatto che sia stata data questa attenzione agli ippodromi per riprendere un po' di respiro, perché la situazione è terribile. E lì, se gli ippodromi sardi avessero almeno il 50% delle corse della regione Sicilia, perché non è inammissibile che la Sicilia abbia 200 corse e la Sardegna ne abbia 36, adesso con questo piccolo aumento, perché ogni corsa, guardate bene, non stiamo parlando di calendario, di filosofia, ogni corsa vuol dire bagaglio di soldi messi dietro dal Ministero dell'Agricoltura. E in Sardegna, nella valorizzazione, su ogni corsa aggiuntiva, ci sono i soldi della Regione Sarda, quei soldi se ne vanno su chi è proprietario, su chi è allevatore, su chi è fantino e su chi è allenatore. Cioè c'è proprio una ridistribuzione ben codificata.